Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Amen. Leggeremo il libro di Esodo, capitolo 14, dal verso 21. Esodo, capitolo 14, dal verso 21 fino alla fine del capitolo, che è il verso 31. Ci sono 10 versi. Esodo, capitolo 14, dal verso 21. Leggeremo il passaggio del Mar Rosso. Alleluia. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Gloria al Signore. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare attraverso un vigoroso vento orientale durato tutta la notte e ridusse il mare in terra asciutta e le acque si divisero. E i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sull'asciutto e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. E avvenne verso la vigilia del mattino che l'Eterno, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, guardò verso l'accampamento degli egiziani e lo mise in rotta. Tolse le ruote dei loro carri e ne rese l'avanzata pesante, tanto che gli egiziani dissero: fuggiamo davanti a Israele, perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani. Poi l'Eterno disse a Mosè: stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e sul far della mattina il mare riprese la sua forza e gli egiziani, fuggendo, gli andavano incontro e l'Eterno precipitò gli egiziani in mezzo al mare. Le acque tornarono e coprirono i carri, i cavalieri, tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare per inseguire gli israeliti. E non ne scampò neppure uno, ma i figli di Israele camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalle mani degli egiziani e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva dispiegata contro gli egiziani. Così il popolo temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè, suo servo. Amen. Amen. Vogliate accomodarvi, gloria al Signore. Alleluia. Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva dispiegata contro gli egiziani. Israele in quel giorno vide la potenza di Dio. E io voglio vedere la potenza di Dio. Amen. La Chiesa possa vedere la potenza di Dio. Amen. Alleluia. Ma quando si vede la potenza di Dio? Quando un certo nemico, che qui era il faraone, ma anche noi abbiamo il nostro faraone, il diavolo, si scaglia contro la sua Chiesa. Lì vediamo la potenza della gloria di Dio. Alleluia. Dio farà sempre qualcosa in favore della sua Chiesa, Amen. in favore del suo popolo, Amen. in favore di te e di me, in modo anche singolare. Amen. Alleluia. Spesso siamo attaccati dal nemico, vero? E a volte ci troviamo in situazioni che guardi avanti e non puoi, guardi indietro e non puoi, guardi a destra e non puoi, e a sinistra e non puoi neanche, sei bloccato. Cosa fare? Beh, hai guardato avanti, indietro, a destra e a sinistra, guarda in alto. Amen. Guarda in alto. Gloria al Signore, vedrai che Dio farà qualcosa. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio.
Dio ha aperto una strada dove razionalmente era impossibile che poteva starci una strada, un percorso, ma Dio lo ha fatto. Amen. Questo è il nostro Dio. Alleluia. Apre una strada dove non c'è una strada. Alleluia. Apre una porta dove è impossibile che ci sia una porta, ma Dio è potente Amen. ad aprire una porta per te e per me, per amore nostro, per la Chiesa, per il suo popolo. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Qualcosa di sensazionale abbiamo letto. E tante volte mi sono immaginato proprio di essere lì. Quando leggo a volte come immagino, no? Alleluia. Pensate. Davanti, scappavano verso il mare. I israeliti qua ci inseguono, ma moriamo. Mosè stese la sua mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare. Attraverso un vento vigoroso aprì il mare. Si formarono due muri, uno a destra e uno a sinistra, di acqua. Ho pensato, ma se io mi trovavo lì, avevo il coraggio di attraversare comunque quel Mar Rosso, pensavo, annego. Per come sono fatto, la paura è... Però quando Dio interviene, bisogna avere fede. Amen. Bisogna capire l'intervento di Dio. Amen. Alleluia. In quel modo così sensazionale la potenza di Dio si stava manifestando. Amen. Magari tra il popolo c'erano quelli che dicevano a Mosè: no, ma sei pazzo? Ma qua anneghiamo tutti. E Mosè: dai, Dio è con noi, dai! E allora dobbiamo fare la stessa cosa anche noi. Dobbiamo andare avanti. Amen. Perché Dio è con noi. Amen. Dio è per noi un rifugio e una forza, vero? Un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Amen. E allora quando ti trovi nelle difficoltà, vai avanti, vai avanti. Ma dove? Non vedo io, ma tu vai avanti, man mano che tu vai avanti vedrai che Dio aprirà una strada per te. Amen. Amen. Alleluia, questa si chiama fede. Amen. La fede non è certezza di cose che si vedono. Certezza di cose che non si vedono, dimostrazioni di realtà che non si vedono, ma che si sperano. Allora a un certo momento, quando sei immerso nella difficoltà, dici: oh, ci fosse una strada, se il Signore mi facesse una strada, e intanto stai continuando a camminare, ma guarda che il Signore sta guidando i tuoi passi, il Signore sta operando, gloria a Dio, Alleluia. alleluia. Certamente il nemico è forte, e quando ci attacca siamo veramente attaccati in modo vigoroso. Non combattiamo con le nostre armi, affidiamoci a Dio, Alleluia. invochiamo il Signore. Amen. Signore, nel nome di Gesù, Alleluia. il nemico mi attacca, ma ti prego, Padre, nel nome di Gesù, alleluia, mi affido a te. Alleluia. Gloria a Dio, amen. Questo dobbiamo fare e non perderci d'animo. Gloria al Signore. Sapete, io ho parlato della sorella del mio cognato, no? Sta in fin di vita, e mi ha detto mia sorella: sai, mi ha detto Lucia, ma il Signore sta ascoltando queste preghiere. Quando ci si trova immersi nel pericolo più grande, io non mi sento di giudicare nessuno, però voglio comprendere. Abbiamo bisogno di fede. Amen. Signore, aiutaci ad avere fede in certi momenti così terribili della nostra vita. Vogliamo credere ancora in te. Amen. Amen. È bello quando tutto va bene, dare gloria a Dio, è vero? Essere così gioiosi è bello, ma pensa, se a un certo punto vai dal medico e ti dice il medico: guardi, ho riscontrato questo e non so se ce la facciamo.
Come ti senti? Anche in quei momenti dobbiamo avere la forza di dire: Signore, aiutami. Amen. Anche in quei momenti dobbiamo dire: Signore, il medico non trova strade, vie d'uscita. Ma Signore, tu sei onnipotente, puoi aprire una strada. Amen. Fa che io possa camminare nell'asciutto. Amen. Amen. Gloria a Dio. E se il Signore non fa come tu chiedi, la fede può portarci in un altro percorso, sai? Dire: Signore, forse la casa che tu hai preparato per me è già pronta. Amen. Dammi grazia, Signore, di entrare nella tua porta, di essere ricevuto da te nella tua gloria. Alleluia. Amen. Amen. È sempre fede. Una cosa è certa: Dio vuole manifestare la sua potenza. Amen. E credo che in questi ultimi tempi della Chiesa, perché si tratta degli ultimi tempi, la Chiesa ha bisogno di ritornare a quel primo amore. Amen. Sei d'accordo? Amen. Alleluia. Dobbiamo ritornare ad aprire il nostro cuore come mai lo abbiamo fatto e da tanto tempo che non facciamo. Dobbiamo pregare il Signore per un risveglio. Vedete, Israele vide la grande potenza di Dio. Signore, fammi vedere la tua grande potenza. Amen. Manda un risveglio, Signore. Amen. Alleluia. Prima nella Alleluia. mia vita, il nemico mi attacca, ma nella mia vita manda un risveglio, Signore. Amen. Amen. Che non mi faccia tremare, ma con fiducia faccia sempre guardare avanti, alzare lo sguardo verso il cielo. Da dove viene il mio aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. E allora troverai una soluzione, non sarai tu a trovarla, ma è Dio che ti darà la soluzione. Amen. Andrai avanti e vincerai per la tua fede. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia, l'Eterno si manifestò in quel giorno. E il popolo riconobbe la potenza di Dio. E riconobbe anche la leadership, tra virgolette, di quell'uomo che riceveva sempre delle lamentele. Ma se è colpa tua, guarda, gli egiziani stanno inseguendo. Stavamo in Egitto, eravamo schiavi, almeno vivevamo, adesso ci uccideranno oppure annegheremo. Hai visto? Cosa hai concluso? Una delle tante lamentele, no? Gloria al Signore. Abbiamo bisogno di toccare con mano che Dio è all'opera. Alleluia. Vogliamo pregare per i servi del Signore. Amen. Alleluia. Servi imperfetti, non è che siamo perfetti, ma tutti servi siamo, sapete, agli occhi miei io vedo che siamo tutti servi. Amen. Il servitore non è solo il pastore, è tutta la Chiesa, ogni membro. Noi serviamo il Signore, Amen. chi in un modo, chi in un altro, ma tutti partecipiamo al servizio, Amen. all'avanzamento del regno di Dio. Amen. Alleluia. E quindi vogliamo adoperarci proprio per vedere la grande potenza di Dio. Alleluia, è un qualcosa di sensazionale. È stato fatto anche un film anni fa, di grande successo. Hanno riprodotto, hanno fatto vedere questa scena, ma una cosa è pensarci, una cosa è viverla lì, vedere come Dio interviene. Hai mai visto intervenire Dio nella tua vita, in qualcosa? Amen. Non dimenticarlo. Non dimenticarlo. Anima mia, benedici il Signore. Amen. E non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Io ancora a 54 anni mi porto dentro il miracolo che Gesù ha fatto nella mia vita. Amen. Quando mi avvicinai a 6 anni, 7 anni che avevo, all'appello del predicatore per le guarigioni e spiegai quello che avevo nel cuore, quello che potevo capire, quello che raccontai, ma Dio sapeva ogni cosa.
avevo più di 150 battiti al minuto. In quel momento il Signore ha rallentato il mio cuore, quando ha pregato per me, ha toccato il mio petto, i miei battiti sono tornati normali. Gli ha toccato il mio cuore, non lo posso dimenticare. Lì è la prima volta che ho visto la potenza di Dio, a 6-7 anni. Gloria a Dio. Alleluia. La seconda volta che ho visto la potenza di Dio nella mia vita è quando sono tornato ai suoi piedi. Dopo un periodo di sviamento giovanile, dopo essermi battezzato in acqua, mi allontanai dal Signore, incontrai una ragazza del mondo, mi portò lontano dal mondo. A un certo punto, grazie a Dio, Dio è intervenuto. E io credo che è intervenuto per le preghiere del mio pastore, della Chiesa, della mia famiglia. Amen. E ha spezzato quelle catene. E piangendo, ero nella mia stanza, sono inginocchiato, il mio divanetto dove dormivo, e ho detto: Signore, perdonami. E davo gloria a Dio. E poi ho detto: Signore, ti prego, Gesù, battezzami nello Spirito Santo. E davo gloria a Dio. E qualcuno mi spingeva a dare gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Dio, gloria a Gesù, finché io non mi controllavo più, non detto: che bello, mi lascio andare. E parlavo e cantavo anche dei canti, sapete? Un cantico che mi è venuto di cantare in lingue è Il mio peccato è stato rimosso. Alleluia. Lo conoscete? Il mio peccato è stato rimosso, allontanato, cancellato. Il mio peccato è stato rimosso. Oh, che gran felicità. Piango perché è ancora vivo il ricordo. Amen. Gloria a Dio. Nella mia vita io ho visto la potenza di Dio. Mi ha liberato. Grazie, Signore. Grazie. Gloria a Dio. Io vedo che molti credenti hanno bisogno di vedere la gloria di Dio. Amen. Alleluia, c'è molto di più rispetto a quello che riusciamo a fare alla semplice frequenza domenicale. C'è molto di più. C'è una preghiera intima e profonda che tu puoi fare e lì vedi la gloria di Dio. E lì vedi che Dio ti mette una strada che se la percorri ti porterà in cielo. Amen. Alleluia. Ecco, Dio apre per noi una strada dove strada non c'è. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo chiedere al Signore: facci vedere la tua potenza, Signore, negli ultimi tempi. E spesso prego, dico: Signore, magari me lo vogliono sapere proprio. Fino a ieri sera ho incontrato una coppia, una signora, non parlerò della ragazza. Mi ricordo che il fratello era un pastore, è un pastore delle chiese libere, non so di quale chiesa, comunque mi aveva cercato e aveva spinto sua sorella a cercare la chiesa, cerca la chiesa, cerca la chiesa. Viveva una situazione brutta, il marito gli dava botte, era disagiata, abbiamo pregato per lei, il Signore l'ha aiutata, però dopo tanto tempo io ancora non la vedo in chiesa. Io l'ho incontrata, dico: ma Signore, ma perché? Perché parli del Signore? Se parli di calcio, bello, calcio. Se parli di televisione, film, bello. Se parli di altre cose oscene, bello. Se parli di Gesù, chi mi racconta? Io Gesù in cielo, io sono qua, lui in cielo. Signore, abbiamo bisogno della tua potenza. Amen. Come quel popolo ha avuto bisogno di vedere la tua potenza per poter credere. Ha dovuto vedere il Mar Rosso aprirsi.
rendersi conto che stava passando nell'asciutto, non c'è nessun pericolo. Il Signore era il suo protettore. Che grande potenza, eh? Gloria a Dio. E dietro, gli inseguitori, Mosè, fai chiudere le acque. Tutti morti. Tutti morti. Non è salvato uno. E il popolo ha camminato e è uscito. Alleluia, gloria a Dio. Vedere la potenza di Dio. Ma cosa può fare Dio? Al di là, dice Paolo, di quello che riusciamo a immaginare e pensare. Pensa a qualcosa di grande. Ancora di più. Dio può fare ancora di più. Gloria al Signore. Non sappiamo quanto tempo abbiamo. Lo diceva la sorella. Guardate, o torna il Signore o andiamo noi da Lui, l'incontro è inevitabile. Siete d'accordo? Amen. Gloria al Signore. Prepariamoci ad incontrarlo. Io ho visto tanti che in fin di vita, la suocera di un pastore, mi ricordo, era andato a visitarlo a Catania, e in fin di vita io vedevo lì gioire, parlare in lingue, pregare. Alleluia. Eravamo io, il mio pastore, sua moglie, Genero, l'altro pastore. In quella stanza d'ospedale c'erano gli angeli, c'era una presenza di Dio. Prepariamoci. Non dobbiamo arrivare agli sgoccioli e avere paura di quello che sarà. Gesù ha vinto la morte. Amen. 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 Gesù mi parla di una vita eterna. E allora quando sarà il momento, amen, con gioia voglio prepararmi per incontrare il mio Salvatore. Alleluia. Non è tristezza, ma è gioia. Se il Signore decide di guarire, gloria a Dio, Lui lo può fare, io l'ho visto con i miei occhi, e io stesso sono stato guarito. Alleluia. Una volta non posso dimenticare, ho pregato per mia nipote, aveva assunto un farmaco che non doveva essere in commercio e gli ha procurato una paresi facciale, la lingua proprio gli è rimasta fuori e io ho pregato il Signore nel nome di Gesù. La lingua è tornata normale e riuscivo a parlare. Alleluia. Ho visto con i miei occhi le cose grandi del Signore, la sua grande potenza. Alleluia. Ho assistito a dei sì, a dei no, ma comunque il Signore l'ho visto sempre operare. Amen. E poi mi ha fatto sempre capire il Signore che Lui è il Signore. Amen. Alleluia. E devo fidarmi di Lui. Amen. Alleluia. Sapete, Israele poteva fare un'altra strada, ma il Signore li ha portati lì. Spiegarvi il motivo non lo so. Poteva fare un'altra strada, ma li ha portati lì, al Mar Rosso. Dovevano attraversare il Mar Rosso. Perché proprio lì Dio ha deciso di manifestare la sua potenza. Amen. Amen. Gloria a Dio. Fidiamoci del Signore. Dove mi porterà, io lo seguirò. Amen. Perché so che dove Lui mi porta, mi farà vedere la sua potenza. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli. Gloria al Signore.